La nuova settimana insieme andiamo per questo a salutare Tony Andreetta, attore e regista. Buongiorno a lei. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Tony Andreetta è in nostra compagnia per parlarci di uno spettacolo di cui è il curatore e che andrà in scena fra 2 giorni al Teatro di Mogliano Veneto in provincia di Treviso e che è ispirato all'opera di un autore che, come dire, non tutti conoscono ma che meriterebbe, è il caso di dirlo, una riscoperta. Parliamo di Giuseppe Berto, originario proprio di Mogliano Veneto. È uno spettacolo che, come dire, ha un taglio interessante anche per l'attualità che propone, no? Beh, ecco, innanzitutto sarà rappresentato dopodomani, mercoledì alle ore 21 al Cinema Busan. Sì. Ecco, la regia è di Guido Rebustello, che ha fatto anche la riduzione del testo, che non è un adattamento, è proprio una riduzione, nel senso che questo testo letterario, che è intitolato Modesta proposta per prevenire, è stato sintetizzato in una sorta, diciamo, di monologo che ha preso una forma di conferenza immaginaria tenuta dallo stesso Giuseppe Berto. Ecco, Giuseppe Berto è molto conosciuto perché è l'autore della sceneggiatura e del soggetto di Anonimo Veneziano, del film, e poi ha preso vari premi, nel senso ha preso il Campiello, il premio Viareggio per il suo capolavoro che è Il male oscuro, che è la storia di questa grande depressione che l'ha afflitto, diciamo, intorno agli anni 80 e negli anni, diciamo, 70. Lui è nato nel 1914, quindi l'anno prossimo avremo il centenario. Ma ecco, la cosa importante è che questa modesta proposta per prevenire, che è un pamphlet, è un libello, anticipa quella che è la situazione dell'Italia di oggi in maniera strepitosa, perché lui antivede la crisi potente dei partiti che diventano degli organismi burocratici non più in grado di avere dei collegamenti con la base. E quindi esorta alla costituzione di gruppi di pressione democratica che non siano partiti. Quindi di grande attualità, diciamo. Poi parla un po' del popolo che non è in grado di decidere e mette in contrappunto la democrazia diretta di Atene con la democrazia invece rappresentativa, che lui vede un po' come una sciagura, nel senso che con l'evoluzione tecnica e scientifica il popolo non è in grado, diciamo, secondo lui, di avere tutte le coordinate per poter decidere e votare. Senta, potremmo, per chiudere con una battuta in maniera un po' paradossale, desesperando, paragonare quasi un Giuseppe Berto, ci perdoni il paragone, ad un Beppe Grillo ante litteram, sebbene in termini meno esasperati ma più letterari. Ecco, lei ha centrato perfettamente il tema, anche se lui, diciamo, ha una concezione del mondo leggermente diversa, è un anarchico, diciamo così, e quindi è sul crinale tra destra e sinistra ed è sempre stato un po' emarginato, diciamo, dai salotti e dai gruppi letterari di allora. E per concludere, Tony Andreetta allora sarà l'interprete. Io sono, diciamo, l'attore e invece il regista è questo Guido Rebustello che, come ho detto, è stato un regista abbastanza importante negli anni 70-80 sul piano del teatro sperimentale. Mercoledì, dopodomani al Cinema Teatro Busan. Busan, che è il cinema teatro, è l'unico cinema teatro di Mogliano, alle ore 21. Vogliamo ricordare ancora il titolo? Il titolo è Modesta proposta per prevenire. Sa prevenire cosa? Una dittatura. Abbiamo detto tutto. Grazie a Tony Andreetta, buon lavoro, appuntamento dunque a dopodomani, non ve lo perdete, al Cinema Teatro Busan di Mogliano Veneto. Grazie, buon lavoro. Prego. Grazie al nostro ospite e a proposito di temi di attualità abbiamo